Sin che dunque il popolo altaccal bruntulai malamentri alle sorelle del Signor. Il Signore sentì e la sua rabbia si infogà, e il fug del Signor si invià fra miece di loro, e al glottè l'ultime par del campamento. Il popolo alberlà viars di Mosè al preà, e il fug si distudà. Che lo clamare in tabere, perché che il fug del Signor si era inviato fra miece di loro. Alla int vigna dice che ieri fra miece dal popolo e capità una grande fan. Anche i figli di Israele scominciarono a lamentarsi e a dire: «Cui podarai al danu schiar di mangià? Nus vegnin tal chiafi, pesco mangiavin per di ban vegnin tiu palegit, li sanguris, i melons, il puar, li scivolis e l'ai. Cumò la nestre vite e vaden andaur, no vin plu in nuie e i nestri svoi abbiò d'indome che ste mane. La mane e ieri sul stam de semence dal coriandul e semeava une pes profumade. Il popul all'aviatore chiappale su, poi le masanave con la muele o la pestave tal mortar, la faseve queites cittis o le faseve a uso fuiacis, e veve tutto il savor de paste col vueli. Quanche vie pegnote colave la rosade sul campamento e venive giù anche la mane. Mosè al sentì il popolo che arrugnava in tutti i fameis, ogni dun denande sottende. La rabbia dal Signor si infogà e la robe le alcura anche a Mosè. Mosè gli disse al Signor: «Parcemo, ia stufate queste male grazie al tuo famei. Parcemo non mi ha sto agrat che tu mi has menade su peschene la chiame di tutte queste int. Lo hai chiappazzo io che spopul, lo hai fatto io, perché tu mi disis, puarti l'alta al grim, come la bracciole e puarte che al caltete fin tremai te tiare, che tu reas impromettuda i lor bons con tanti giurament. Du lava ressio di lacchioli la chiar di dai a tutte queste in, perché che arugnin da ur di me a disin, danus di mangiacchiar. Io non rivi a portare di bessol la chiame di tutte queste popul, a io ne chiame masse grivie per me. Se tu has di trattarmi così, piuttosto, fasimi muri. Se tu mi has sagrat, fasimi muri, che non vedi plui, che non vi ho di più la mia disgrazia. Il Signor gli disse a Mosè: «Clame dunque 70 oms fra gli anziani di Israele, che tu conoscis per anziani dal popolo e per sei miestris. Meniu te tende de convigne che si presenti in l'insieme con te. Io o vignerai giù e o fevelarai li con te, o chiolarai dal spir che tu has intorti, permettilo per zore di loro, per capuarti in con te la chiame de in che non tu vedi spui di portale plui di bessol. Tu disaras al popolo: «Faseisi sans per domani o mangiare schiar, perché covei svaita li sorelle dal Signor disin, cui nus darai al di mangiacchiar, c'è ben costevi in venintiu palegit. Po ben, il Signor us darà la chiar, e voatris la mangiares, no per unedì, no per 2 dis, no per 5 dis, no per 10 dis, no per 20 dis, ma per un mese di file, finché non salterà fur de narilis e non si ingomearà, perché oves buttà di ban del Signor che le framiece di voatris e oves vai denan di lui disind, percemo si non schiampas dall'Egitto. Disse al Mosè: «Che spopul, che io so i framiec, alassis 100.000 granchi e tu disis, io ordarai la chiar e mangiaran per un mese di file. Si può di al copà per lor besteam minute grand, di mut che invedin avonde? O si varai al di da d'ogni per lor tutto il pes dal mar, di mut che vedin tut cal calcovente?» Il Signor gli rispondè a Mosè: «Il braccio del Signore è al parcà scurtato, come tu vi daras, se c'è che hai detto succederà o no?» Allora Mosè gli sì, e con tal popolo speraulis del Signor. Al clamadonge 70 oms e infri anzians dal popolo, e iu mette torator de tende de convigne. In quel, il Signore al dismontata al nul e fevelà. Al chiolè il spirt, calere parzore di lui, e lo sborfà sui 70 anzians. Quanche il spirt si poià parzore di loro, che gli attaccaren a profetà senza podessi fermà. Però 2 oms, un di no del dad e che l'altri medad, e ieri restasta al campamento, e il spirt si poià parzore di loro. E ieri indichei notas, ma non ieri in saltas fur per la tende.
si metterono a profetare al campamento. Un fantaciut allea contare il fatto a Mosè e disè: «El dade me dada son che profeti in tal campamento». Allora Giosuè fin di nun, che di frutti in sui aveva fatto di famiglia a Mosè, e disè: «Mosè, paron, in proibissural». Ma Mosè rispondè: «Se studielos per me, fossino due profeti dal popolo del Signor, e magari che il Signor urdesse a tutti il suo spirito». Mosè si ritirò al campamento insieme con gli anziani di Israele. Intanto si era alzato per ordine dal Signor un aiaron e al portare su quais de bande dal mar e li sfase colà d'ogni dal campamento, per una giornata di viaggio di una bande e per una giornata di viaggio di che altre, tor a tor dal campamento, per una altezze di un doi comedons per ore de tiere. Il popolo allievà, e perdute che di, e perdute la gnot, e perdute la di dopo arregona quais, che inveve chiappati su di mancul, inveve di sommer, li slarghiari intorator dal campamento. Avevin anche mo la chiari infri dai digni, e non le avevin anche mo mastiade, che la rabbia dal Signor si infogà contro dal popolo, e il Signor alpestà il popolo contro un colpo tan gran che mai. Che lu clamarin chi brottave, perciò lì e fosse terade la in che si era lasciate paronà de masse sglonfonarie. Di chi brottave il popolo al partì per Caserot, e a Caserot a Sostarin.